lo schieramento, la macchina sta completando la curva di sinistra, eccola che si appresta ad entrare nella retta delle tribune. Gradualmente va in accelerazione l'autostart, lo stacco in questo istante ed è molto veloce Noodles BS che prende l'iniziativa davanti a Maldonado, a largo c'è Nirvanael, in corda Orchidea Press, poi Idolo del Nord, si è tirato bene alla seconda fila lungo la corda Olimpia, a largo Madrid Dra, in bocca alla prima curva Maldonado va su Noodles BS e stila al comando 13,5 il lancio, si va ora verso il completamento del quarto iniziale con Maldonado che lo chiude in 28,5, Noodles di rimpiazzo. Completata anche la prima curva, terza posizione alla corda per Orchidea Press davanti a Olimpia, a largo c'è Nirvana L, terza ruota per Idolo del Nord, Maldonado in vantaggio prossimo al completamento di metà gara. I primi 800 metri sono passati da Maldonado in 59,5, lo segue da vicino Noodles BS, poi Orchidea Press. Intanto si va all'imbocco della curva conclusiva e al passaggio del primo chilometro si gira dell'1,14,5, prova a farsi avanti in terza ruota Mastro Lollo, dal fondo provano anche Nirvana L e soprattutto Midio F, termine della curva conclusiva con Maldonado al comando, Noodles di rincalzo, Idolo scavalcato da Mastro Lollo che va sul battistrada, Maldonado alla corda, Mastro Lollo che attacca, poi Noodles, Idolo a centropista Olimpia, insiste Mastro Lollo su Maldonado, a 100 dal palo i due apparigliati, poi Noodles, ancora Idolo, Midio F, le battute conclusive sul palo. C'è un arrivo stretto per il primo, ma dovrebbe avercela fatta Mastro Lollo, e per il terzo. Bella vittoria di Mastro Lollo, molto probabilmente dovrebbe aver